Allora, siamo in compagnia di Gianluca Erba, allenatore della Torres. Mister, una sconfitta che appunto maturata nel secondo tempo, dopo un ultimo primo tempo mi verrebbe da dire, ma mi viene anche da dire che l'espulsione di Bisio è stata determinante alla fine, insomma, sì, il risultato. Le chiedo se è d'accordo su questo. Sicuramente non ci ha aiutato, perché comunque giocare col Porto Torres è già difficile 11 contro 11. Noi in questo momento già facciamo fatica a giocare in 11, figurati in 10. È una situazione un po' particolare, stiamo cercando di portare a termine il campionato col massimo della dignità, però non nascondo che ci sono tante difficoltà. Ormai manca una partita, quindi non è neanche il caso di stare a fasciarsi troppo la testa. Certo. Vero è che bisogna migliorare tante cose, lo auguro a questa società, a questa città, a questi tifosi, perché come vedete pazienza non ne hanno più. Non basta chiamarsi Torres per poterli accontentare, bisogna che oltre al nome vengano migliorate tante cose. Quindi l'augurio che posso fare a questi tifosi è che presto possano gioire un po' di più la domenica. Da queste parole mi sembra, insomma, non so se mi sto sbagliando, che la sua strada e quella della Torres siano al capolinea, oppure una decisione che ancora non... No, io ho preso un impegno per portare a termine questo campionato, non ho mai parlato col Presidente, non ci siamo mai incontrati. Queste mie parole sono a prescindere che rimanga io alla Torres o meno. Se rimarrò vuol dire che queste parole saranno concrete, altrimenti non rimarrò. Giustamente, insomma, un programma serio, certo, con degli obiettivi seri. Giocare per allenare la Torres, giocare nella Torres bisogna giocare per vincere, non per difendersi o per aver paura degli avversari, devono avere tutti paura di noi e di noi avranno paura solo quando saremo competitivi su tutti i fronti. Certo. Ecco, oggi i tifosi hanno, insomma, contestato la squadra, lei sicuramente non è una novità, insomma, nelle ultime settimane purtroppo c'è stato questo, i tifosi, come si dice in genere, hanno sempre ragione, nel senso che vogliono sempre il massimo dalla squadra, lì sta giustamente sostenendo le sue ragioni, però le chiedo come si affrontano queste situazioni da allenatore, appunto, come si cerca poi di... Non bene, perché sono anche delle realtà queste dove non si è molto abituati ai tifosi, quindi molti giocatori che non hanno mai visto certe realtà non sono abituati ad avere un tifo che li può aiutare o criticare. Questo è un tifo abituato alla C, dove invece ci sono dei giocatori abituati ad avere anche dei tifosi. Loro ovviamente sono tifosi della maglia e di conseguenza, a prescindere dalla categoria, sono innamorati di questa squadra. Però purtroppo per quello gli auguro presto di poter tifare di nuovo per una squadra di C2 e C1, perché in questa realtà purtroppo qualche giocatore si spaventa, diciamo così, si spaventa di fronte a certe situazioni, quindi c'è bisogno che Sassari riabbia una squadra degna della città. Stiamo parlando di una provincia importante, di una città blasonata, di una società blasonata. Però in questo momento è così, vuoi la crisi, vuoi le difficoltà, non lo so, sono arrivati in corsa, la realtà è questa. I tifosi si aspettano sempre il massimo dalla squadra, però io non dico che questa squadra non dà il massimo. Ai tifosi non gli basta il massimo della squadra, vorrebbero una squadra che vinca, è questo che voglio far capire, la squadra per vincere deve crescere, perché anche se dà il massimo delle volte non basta. Certo. Porto Torres è il più bravo di noi, voi direte l'Olmedo no, però ormai stiamo parlando di alchimie, cioè di situazioni dove la squadra, già lo sport non è una cosa matematica, la testa è una componente fondamentale e io sono qui 10 partite, la squadra è 33 partite che subisce situazioni di questo tipo, è una squadra stanca sotto quell'aspetto lì. Cioè, quindi alla fine del campionato arriva, insomma, al momento giusto. Siamo ecco. Contenti, sono contento di aver mantenuto la categoria insieme agli altri allenatori che ci sono stati, perché parte dei punti li hanno fatti anche i miei colleghi che mi hanno preceduto, quindi posso anche citarli, tra Michele Tampuni e Ivan Cirinà, perché comunque loro hanno fatto la loro parte, io la mia, e grazie a Dio si è riusciti a tenere questa squadra in eccellenza. E devo dire che l'importante è quello, che abbiamo mantenuto la categoria. Certo, per ricominciare magari una buona programmazione. Sì, ricominciare una programmazione, certo, altrimenti saranno sempre anni difficili. Certo. Va bene, mister, noi la ringraziamo per la sua disponibilità anche in questo momento un po' particolare, facciamo comunque un in bocca al lupo personale alla squadra, insomma, per poter ritrovare la serenità. Grazie.